Veneto Spettacoli di Mistero. Siamo a Palazzo Minucci De Carlo, nel centro storico di Serravalle Vittorio Veneto. Avremmo voluto avervi tutti in presenza come da programma, purtroppo l'emergenza sanitaria ci costringe ad evitare le visite ai musei e annullare gli eventi già programmati come quello organizzato dalla Proloco di Vittorio Veneto per oggi 7 novembre. Fortunatamente la tecnologia ci consente di presentarvi, anche se solo virtualmente, questa meravigliosa casa museo del famoso Camillo De Carlo, colma di oggetti ricchi di curiosità, fascino e mistero, che vi invito a visitare fisicamente quando questo particolare momento sarà terminato e potremo tornare finalmente alla normalità. Questa dimora cinquecentesca, residenza di una delle spie più famose della storia italiana, medaglia d'oro al valore militare, Giacomo Camillo De Carlo, richiude preziosi tesori, opere d'arte e proprio per questo motivo ho scelto in questa occasione innumerevoli misteri. Un palazzo quindi ricco di storia, di fascino e mistero. Secondo alcune testimonianze, tra le antiche sale si aggirano dei fantasmi, presenza che si dice si manifestano inaspettatamente ai visitatori. Uno di questi visitatori, qualche anno fa, fotografando la camera di Camilla, sorella dell'avventuroso agente segreto, ha catturato un volto femminile riflesso su uno specchio vecchio, su un antico specchio. Tra i vari aneddoti spicca la leggenda del fantasma di Serravalle che sembra abiti ancora in queste sale senza tempo. Ma vi lascio a colei che, meglio di me, saprà farvi vivere il fascino di questo luogo che, ripeto, vi invito a visitare. Do la parola alla signora Rita. Ci troviamo nella sala da pranzo e sotto il cornicione troviamo i quadri dei primi abitatori della casa, i Minucci. Il terzo da destra è il vero primo padrone di questa casa, questo Minuccio Minucci, che alla fine poteva diventare papa. Muore giovane, 52 anni, e finisce lì. Poi tutto quello che c'è nella stanza invece è stato raccolto dal De Carlo. E sotto proprio il Minuccio Minucci vediamo un quadro di Scuola Fiamminga, il paesaggio invernale, e sotto ancora un mobile che sembra a cassetti, invece è una ribalta, e dietro nel muro c'è un buco e da lì facevano passare i piatti di portata. È un passavivande. Vediamo tante cose sbrilluccicare nella stanza, sono in vermeil, argento dorato, e il De Carlo se ne serviva molto spesso per i suoi pranzi, le sue cene, e dicono che stazionasse proprio qui nella sala da pranzo finché era tutto pronto, perché era meticoloso e voleva che tutto fosse perfetto. Quindi quando decideva un pranzo o una cena decideva soprattutto il colore, si partiva dal colore e poi discuteva con la cuoca ovviamente il cibo da preparare. Allora la tovaglia, vedete che in questo caso è rosa antico e sotto sempre sopra la tovaglia nera il pizzo di Burano. Ecco, la tovaglia cambiava colore, quella sotto, a seconda del tempo dell'anno o del desiderio del padrone di casa. Vedete che c'è un servizio di piatti. In questo caso è un Wedgwood inglese, bianco, blu e oro, e i bicchieri che sono in tono con il servizio di piatti, se li fa fare in Belgio, sono in cristallo, e vedete c'è il bicchiere blu che è il bicchiere per l'acqua. Non ha sul basamento il disegno dell'uva e è proprio indicativo che è il bicchiere per l'acqua. C'è il suo segnaposto. Probabilmente lui si riteneva una persona molto importante. Vedete, c'è questo segnaposto, questo idolo orientale, che non è altro che l'impugnatura di un silk, uno spadino appunto orientale, e lui se lo fa montare lì sul blocchetto e quello serve da segnaposto per lui. Invece le ciotoline azzurre sono il segnaposto per gli ospiti. A seconda dell'occasione veniva messo un fiorellino, una candelina.
e soprattutto il colore deciso dal De Carlo era il colore dominante per tutto quello che c'era sulla tavola, quindi tovaglia, salse, candele, fiori, e poi anche le signore che nel biglietto d'invito si trovavano il colore deciso, e quindi anche loro dovevano il colore deciso per l'occasione, e anche loro dovevano avere il vestito in tinta. Era molto superstizioso, quindi alla sua tavola mai 13 o 17, e qui insomma c'era una storia che c'erano dei ragazzi, amici di persone che conosceva qui a Vittorio, che lui chiamava all'ultimo momento, quando appunto doveva fare numero, e loro arrivavano, siccome rispetto agli ospiti erano molto giovani, non potevano partecipare alla conversazione, dovevano dire sì, no, grazie, e aspettavano che le pietanze fossero finite, poi il De Carlo faceva un cenno e loro si alzavano e andavano via. A quel punto gli altri ospiti si alzavano, andavano in un'altra stanza a prendere il caffè, a fumare il sigaro, gli uomini, e così via. Ecco, questa è una delle cose, insomma, particolari di questa stanza. E chissà quanti ospiti speciali ci sono stati seduti proprio qui, in questa tavola. Dunque, questo è il salotto Camilla. Camilla era la sorella del De Carlo, vissuta qua con lui finché si è sposata, e questa è una stanza un po' particolare. Particolare perché è la stanza più immersa in qualcosa di strano. La stranezza si trova nello specchio che abbiamo qui a un'altezza, diciamo, un po' particolare. È uno specchio che a un certo punto ci dà delle figure che non siamo ovviamente noi, sono figure d'altri tempi, vestite con vestiti d'altri tempi, che quindi insomma ci fanno pensare che c'è qualcosa di straordinario, di particolare. La prima figura vista tanti anni fa, circa una ventina, è di una donna giovane, vestita come nel Cinquecento, con un veletto in testa, questo sorgolo per tenerlo giù, e questo vestito molto semplice, sembra quasi un vestito da suora. Ecco, è la prima figura che ne è uscita in negativo, ovviamente. E poi nell'arco degli anni, quando la voce si è sparsa, altre persone sensitivi sono venuti a visitare la casa, e qui proprio sullo specchio sono uscite altre figure. Un uomo, sempre a metà busto, che sembra vestito in divisa, poi una donna vestita come nell'Ottocento, che si vede chiaramente che ha un viso molto sofferente, ha in mano uno scaldino. Una volta si usavano le bronze, e in questo scaldino lei ha in mano questo scaldino, e più si allarga la figura di questa donna, e più si vedono altre cose. Si vede un bambino proprio in direzione del cuore, e sull'incavo del braccio, dove sta tenendo questo scaldino, si vede una figura piccola. Ecco, quindi in una stessa foto si vedono tanti personaggi. Ecco, poi in altre situazioni si sono visti anche animali, tipo una volta un cervo, un cane, un putto, quindi tante cose diverse sempre dentro in questo specchio, sempre in negativo. Però questa è la stanza anche più particolare, nel senso che si sente proprio quando si entra uno sbalzo termico, e a detta dei sensitivi qui troviamo la Camilla, la sua istitutrice, e sono insomma due figure che sembrano essere qui nella casa, e che comunque insomma probabilmente sono qui che ci guardano. E niente, sono contente, cioè più che altro Camilla è contenta perché il palazzo comunque viene tenuto bene, e poi insomma questa istitutrice, che era molto severa, la faceva piangere,
Però insomma, ecco, personaggi visti da questi sensitivi con il terzo occhio. La camera del De Carlo, il padrone di casa, il Giacomo Camillo De Carlo. Ecco qui, lui è morto nel 1968 e ovviamente è stato preparato ed è stato steso su questo letto. E qui si vedono ancora le impronte del suo corpo. In certe giornate particolari, ecco, per esempio come oggi anche, si vede proprio il letto che sembra avere dei punti così, come se il corpo fosse adagiato ancora lì. Ecco, anche questa è una stanza dalle sensazioni particolari e così, parlando con i sensitivi, mi hanno detto che lui fa fatica andare via dal suo palazzo, perché questo non era l'unico palazzo che aveva, ma era quello che lui amava sopra ogni altro. E nel testamento lui lascia scritto che la sua casa deve essere visitata, ma tutto deve rimanere come l'ha disposta lui, come se il suo animo aleggiasse tuttora sulle cose che in vita ha tanto amato. E effettivamente sembra che lui sia qui, che gira per il suo palazzo a controllare che tutto venga lasciato come l'ha lasciato lui. Ecco, c'è questa sensazione particolare, non sempre, ma molto spesso appunto si sente la presenza di qualcosa, si sente un'aria particolare, si sente un qualcosa. Ecco, io certe volte quando entro da questa parte del palazzo del Sola ho delle difficoltà. Io non sono sensitiva, però fin dal primo giorno che sono entrata, proprio qui nella stanza Camilla, ho sempre avuto così delle sensazioni strane, come se mi fossi girata all'improvviso, avrei visto sicuramente qualcosa, qualcuno. Ecco, questa mi dà l'impressione appunto che queste persone siano qui, che girano, ovviamente in un'altra dimensione, che noi non vediamo, loro ci vedono, noi non vediamo loro, ma loro sono qui. Quindi questa è la sensazione che dà questa stanza.